Buonasera e benvenuti amici di Fanner, qui alla Stella Azzurra per il big match che chiude la quinta giornata della Serie A Lega Calcio a 8. Da una parte il Testaccio in maglia nera, dall'altra la Roma GSA in maglia bianca. Le due squadre nel frattempo che eseguono il saluto di rito e la scelta per il campo si schierano con il Testaccio con tra i pali Pro il numero 6 T6, il numero 10 Starace Alessio, il numero 3 Perucca, il numero 5 Pasqualoni, l'8 Mirante, il numero 14 Luziatelli, il numero 23 Limardi, il numero 17 Giuliani, il 7 Codignoli, il 9 Baldassarre. Mentre la Roma Calcio a 8 porta al campo il numero 14 Goletti, l'estremo difensore, il numero 21 Lazzarini, il numero 10 Liotti, il numero 11 Obargui Robbi, il numero 3 Oliva, il numero 5 Paoli, il numero 8 Parroni, il numero 6 Pisapia, con il 4 Primavera, il 16 è Seferi e il 9 è Succi. A iniziare il match sarà la Roma Calcio a 8. Nei piedi di Succi. Tutto pronto, solo l'attesa del fischio dell'arbitro che faccia partire il match. E inizia la partita con la Roma in possesso di palla, che prova subito con il palleggio nei piedi del numero 8 Parroni, che allarga sulla destra per un suo compagno che non ha spazi e retrocede. Poi l'allargo sulla sinistra in direzione di Pisapia, pressing alto di Mirante che riesce anche a recuperare il pallone. Ancora Mirante alza la testa, vede un suo compagno che prova il velo, però non c'è nessuno, solo maglie bianche, quindi possono partire in contropiede. C'è la chiusura provvidenziale da parte della difesa del Testaccio. Poi è comunque Parroni a recuperare il pallone, a cercare anche una conclusione che si spenge altissima. Quindi si riprenderà con Pro che ha subito giocato sulla sinistra. Ancora il possesso del Testaccio che prova a salire alla ricerca del numero 9 Baldassarre. Poi è il 7 Codignoli che non riesce però a controllare, è Succi che la recupera. Alza la testa il numero 9 della Roma, prova a allungarsi la sfera sulla destra, il cross al centro a cercare un suo compagno, ribattuto in calcio d'angolo. Movimento in area di rigore, tentativo anche di taglio, il cross basso, è stata una ribattuta e recupera comunque la sfera il Testaccio, che con calma può ripartire superando il centrocampo, palla al piede, allargandola poi sulla destra in direzione del terzino. Poi ancora Mirante con il sinistro, la bellissima risposta da parte di Goletti che gli dice di no, e poi il recupero tra l'altro da parte di Oliva. Ora la Roma sulla sinistra, il lancio lunghissimo a cercare Seferi che non riesce nel controllo, recupera quindi la sfera il Testaccio, va a giocare su Codignoli, ancora Codignoli, Caparbio riesce a servire Baldassari che però calcia altissimo. Sarà quindi rimessa dal fondo per Goletti, va a giocare su Pisapia, ancora Oliva sulla destra, palla lunga a cercare Succi che non riesce a girarsi, ha recuperato quindi la sfera dal Testaccio che prova a salire con Mirante che va con il mancino, la traversa di Mirante, un'ottima occasione per il Testaccio. Segui la palla perché la porta sta ovviamente ai bordi. Ora Pisapia che va a giocare su Oliva, ma che occasione capitata nei piedi di Mirante e con un bel tiro da fuori area ha colpito la traversa. Ora il passaggio di Oliva che però si spenge sul fondo, è un po' buio. No, aspetta, non devo prendere qua, sennò troppo luce. Ancora il palleggio Codignoli. Può ripartire Baldassare che va a giocare su T6, poi Codignoli, ma c'è stato un fallo da parte del numero 6 T6
Sarà quindi calcio di punizione per la Roma, battuto velocemente su Pisapia, che va a lungo dove dovrebbe essere Succi, invece c'è Luziatelli che fa buona guardia e fa sfilare il pallone nelle mani di Pro. Ora Codignoli, recuperato la sfera da Parroni, che chiuso con un fallo, calcio di punizione, fallo su Parroni, punizione, una posizione anche molto interessante per la Roma. Il pallone lo ha già tra le mani Seferi, l'uomo più pericoloso della squadra di Michele Villani. Sono in due, anzi in tre, c'è Seferi, c'è lo stesso Parroni. Potrebbe andare o con il mancino o con il destro. Pisapia, Parroni, Seferi, c'è anche Oliva. Sarà Pisapia ad andare con il mancino, ci mette i piedi Pro e gli dice di no, gli reca la gioia del gol. Poi ancora Pisapia che va a servire Seferi, la conclusione è ribattuta in calcio d'angolo. Sarà quindi angolo ancora Seferi che torna indietro su Oliva. Oliva alza la testa e va a giocare sul Primavera. Poi serve Pisapia. Tentativo di accelerare il ritmo per la Roma calcio a 8 che non riesce, e però la può far sua e far ripartire il Testaccio con Tisei che va a giocare sulla destra in direzione di Limardi che cambia gioco. Codignoli porta palla, la lancia lunga a cercare Baldassarre, è troppo lunga però e sfila fuori. Quindi è Goletti con le mani a rigiocare ancora una volta su Pisapia. Pisapia la palla lunga a cercare Succi, la mette giù con il petto, riesce a girarsi perché ha spazio. Poi c'è il rientro di Luziatelli che gli soffia il pallone e fa ripartire Mirante sulla destra. Poi il passaggio di ritorno di Mirante in direzione di Luziatelli è fuori misura e quindi è la Roma che può ripartire con Parroni. Primavera su Oliva. Oliva tenta la conclusione. Segue comunque preso sto frame Codignoli. Limardi indietro su Pro. Prova a giocare sulla sinistra in direzione di Perucca. Ancora l'estremo difensore Tisei alza la testa e vede Limardi sulla destra che riesce a far passare il pallone. E poi c'è l'incomprensione tra Mirante e Baldassarre e la Roma che riesce a recuperare il pallone, a servire Parroni. Troppo buio, poi fa giù. Parroni chiuso con un fallo. Codignoli viene anche ammonito. Perché sennò poi se lo fai così spazza troppo la luce. No, perché prima con troppa luce era venuta troppo alone nella lampada. Sarà quindi punizione per la Roma calcio a 8. Succi. Sarà Succi ad andare, due uomini in barriera per Pro, parte Succi, raso terra ma molto fuori misura e termina fuori. Si riprenderà quindi con la rimessa dal fondo per Pro che gioca su Perucca che alza la testa, vede in avanti Tisei, passaggio però è intercettato da Oliva e torna al Limardi. Il pressing da parte dei ragazzi in maglia bianca, poi c'è il fallo di Seferi, pressing di Obarbui. Codignoli, ora il numero 7 Mirante, Tisei prova per servirlo con il tacco, non ci riesce. E palla che torna nei piedi della Roma calcio 8, il lancio lungo di Pisapia, poi c'è il passaggio fuori misura da parte della difesa del Testaccio, è recuperata da Seferi.
Ancora Seferi, salta un uomo Seferi con il mancino, però si distende e la fa sua facilmente. Poi va a rigiocare velocemente in avanti su Minanta che la appoggia a Baldassarre. Ancora Baldassarre, Codignoli. Codignoli, la palla verso T6, poi Limardi porta avanti la sfera e è costretto a riconsegnarla al difensore T6. Ha spazio per salire T6. T6 la palla verso Codignoli, intervento provvidenziale da parte di Primavera che fa ripartire Seferi lungo l'out di destra. Ora Seferi, due uomini che lo tengono a bada. Seferi, l'ultimo tocco è del difensore del Testaccio. Sarà quindi sì, calcio d'angolo per la Roma Calcio a 8. A battere sarà lo stesso numero 16 Seferi con il mancino, il cross basso a cercare il numero 11 Obargui che non riesce però nel controllo e Pro si distende e la fa sua e subito a far rigiocare la difesa con il possesso palla che provano a guadagnare metri di campo salendo, giocando su Baldassarre che non riesce però a servire un suo compagno ma ottiene comunque una rimessa con le mani. T6 ancora sale e serve Codignoli che lancia su Baldassarre. Baldassarre non ha spazio per girarsi, Oliva la pressione gliela soffia, poi Seferi che parte in contropiede, chiusura di Luziatelli in rimessa laterale. Succi cercare Seferi, poi riesce comunque a prendere la Seferi per andare avanti di forza, non ci riesce e palla poi spazzata dalla difesa che torna nei piedi di Goletti che va a giocare su Parroni. Ancora Goletti, Pisapia, controllo un po' difficoltoso di Pisapia che sbaglia anche il passaggio, poi Goletti mette il piede sulla conclusione di Baldassarre a salvare la porta. Sarà quindi calcio d'angolo di cui si incaricherà la battuta Codignoli. Codignoli in mezzo verso Minante che però non ci arriva, può partire Seferi, è un 3 contro 3, rientra la difesa della Testaccio, poi Seferi prova la conclusione che è murata da un difensore e sfera che torna nei piedi di T6. Ancora Minante con il mancino e ancora Goletti ad andare giù e a farla sua, poi a rilanciare lunghissimo verso Succi. Fai con questa tramando, tanto è uguale questo, capito come? No, nel senso prendi pure market con l'altra mano, tanto non cambia niente. Minante chiuso e va a giocare su Codignoli. Ancora Codignoli alza la testa, porta la sfera sul mancino che non è probabilmente il suo piede, tenta una conclusione, ribattuta e la fa sua il numero 11 Obargui che va a lanciare lungo dove però ci sono solo maglie nere, c'è Luziatelli. Una partita frizzante in questi primi 12 minuti circa del match, buone occasioni per il Testaccio ma uguale per la Roma. Ora il palleggio del Testaccio, però un passaggio fuori misura. Seferi sulla destra, al solito si accentra e va a giocare questa volta su Parroni che prova il destro, la direzione da parte di Obargui e palla che termina fuori. Codignoli, la palla lunghissima che è intercettata da Oliva, Seferi, Obargui, ancora va a giocare Succi, passaggio deviato in rimessa laterale di cui si incaricherà Oliva. In avanti su Succi, Succi la mette giù. Perucca che lo pressa e commette anche fallo, punizione per la Roma Calcio a 8. Sotto ci sono Oliva e Parroni.
però è Oliva che si sistema il pallone. Potrebbe provare un tiro direttamente verso la porta difesa da Pro o semplicemente cercare un cross. Probabile, da come si stanno sistemando nell'area di rigore, il tentativo direttamente verso i pali di Oliva. Va Oliva con il mancino e Pro la fa sua, centrale, posizionato molto bene, ha posizionato bene sia la barriera sia che il suo corpo. Poi il rilancio è sbagliato e Pisapia la fa sua. Va a servire Succi che è chiuso ancora una volta con un fallo. Che devi calcolare? Che ci sarà sicuramente la rincorsa. No, la rincorsa. Il giocatore che parte si deve sempre vedere. Cioè, non puoi, se la palla sta qua tu non puoi fare così, devi fare così. Cioè, te il giocatore ci deve su sta riga immaginare, no? Questa qua. Si deve vedere la partenza. Sì, si deve vedere tutto, perché se no. No, da. Tanto quando fate rincorsa. Bella rincorzetta, cacchio. Tra Parroni ad andare, 3 uomini in barriera per Pro. Difendere la sua porta. Un uomo sul palo. Fa paura il destro del numero 8 della Roma. Che parte, va proprio Parroni. Pro ci mette la mano, ma poi è provvidenziale Limardi a deviarla, a salvare la porta. In rimessa laterale verso Succi che riesce a metterla giù, riesce anche a girarsi, a 5 uomini intorno, va a giocare su Pisapia che non riesce a servire bene un suo compagno, va su Goletti, la palla lunga, Succi la spizza di testa, palla che termina fuori, nessun pericolo per il portiere del Testaccio. Va a giocare in avanti, chiuso con un fallo Baldassarre. Punizione per il Testaccio. 16 minuti circa sul cronometro. A battere sul pallone 2 uomini, sia Mirante sia Tisei. Mirante è quello che sembra più intenzionato a cercare la conclusione come posizione del corpo. 3 gli uomini in barriera, parte Mirante, si distende Goletti che ora rilancia a lungo proprio in direzione di Seferi. Ottimo intervento difensivo e ancora Mirante su Codignoli, passaggio fuori misura. Sino era Tisei, eccolo Mirante, il numero 8 che può partire sulla destra, passaggio deviato che comunque arriva a Codignoli, ancora Baldassarre, il cross, Pisapia va giù e la mette fuori di testa giocando su Parroni che parte lungo la fascia, il cross in mezzo, non ci ha creduto Succi, c'è rimasto però il difensore del Testaccio che poi va a servire Tisei, ancora Limardi. Tisei porta la palla sul destro, mette l'area di rigore su Codignoli che non riesce a trovare la cattiveria giusta per metterla in rete. È questo quello che sta mancando in questo primo tempo alle due squadre, la cattiveria nel mettere la palla in rete, perché comunque entrambe hanno costruito molte azioni, molte anche pericolose, specie in modo da calcio da fermo. Pisapia, Seferi, è uscito nel frattempo il numero 11 facendo spazio al numero 10 Liotti nella Roma. Parroni va a cercare uno tra Oliva e Seferi, però passaggio che è una via di mezzo per entrambi e termina fuori in rimessa laterale. A battere sarà Perucca che ha appoggiato a Codignoli, poi ha riservito il suo compagno
che ora sale con la sfera e va a rigiocare su Codignoli che torna indietro su Luziatelli. Ancora Limardi, Luziatelli ha spazio per salire, palla al piede, può alzare la testa e in tutta tranquillità andare a cercare T6, però il passaggio è sbagliato. Oliva, Seferi, ancora Oliva, ora arriva sulla destra, chiedono che la palla sia uscita, invece no, però recupera comunque il testaccio con T6 che salta due uomini, va a servire Baldassarre, Baldassarre si porta il pallone sul destro, murato da Oliva, ancora Baldassarre, solo l'illusione del gol perché la palla è terminata alta. Ghiotta occasione per il testaccio, propiziata da un bellissimo slalom di T6. Ancora Parroni che va a giocare su Seferi, Seferi con il mancino, Seferi fa 1-0 per la Roma Calcio a 8. Bellissimo tiro dalla distanza che ha beffato il portiere, però 1-0. A volte i detti calcistici hanno ragione. Gol mangiato, gol subito per il testaccio che ha sprecato un'ottima occasione da gol. Ora Mirante con il mancino tenta proprio la conclusione. Devi seguire un po' di più, guarda come stai. Ricordate sempre questo, un mezzo. Perché se no viene male, cioè cosa vedi una merda. Ragoletti, la palla lunga, Seferi, sbaglia il passaggio, recupera da Codignani, ancora T6. Sulla sinistra il tiro e la palla che termina in rete. Arriva subito il pareggio del testaccio con una bellissima tiro di Mancino che si infila sotto la traversa con una bellissima cannonata che faceva schifo perché non si può sentire. Vabbè dai, Parroni. Ora la Roma è subito si è vista riagganciare nel punteggio con un gran gol del testaccio. Ora Goletti andrà con le mani, Seferi, Parroni prova a ridarla a Seferi che riesce comunque a controllarla con le lunghe leve. Ora Seferi riesce a saltare un uomo, va a servire Liotti, c'è la chiusura di Limardi, ma poi recuperato da Parroni che va su Succi. Succi alza la testa, c'è Liotti in aria che chiede il pallone. L'ultimo a toccarla è stato proprio il numero 9 della Roma Calcio a 8, quindi sarà rimessa dal fondo, battuta subito su Codignoli. Mirante alza la testa, il velo di Baldassare, il tocco di T6, palla che torna indietro su Perucca, ancora Codignoli, parte Codignoli, va a giocare su Baldassare, T6, Mirante, palla sul mancino, visione altissima, come alta l'inquadratura, palla lunga di Pisapia, Codignoli la tocca, poi Seferi non può arrivarci, però ci può arrivare però a salvare un possibile calcio d'angolo, a lanciare lungo proprio su Baldassarre che non riesce a prenderla, poi salta su Primavera commettendo fallo. Primavera, Oliva, ancora Oliva a salire, palla al piede, partito Pisapia e lo ha visto, Pisapia punta a Limardi, c'è la chiusura per Pisapia che però riesce a servire comunque il numero 10 Liotti che poi è chiuso in rimessa laterale di cui si incaricherà lo stesso Liotti su Pisapia. Ancora Pisapia, la testa trova un cross, palla deviata da Codignoli, facile presa di Pro che lancia su T6.
Oliva in scivolata riesce a recuperare il pallone e andare a servire l'estremo difensore Goletti. Pisapia. No, Pisapia, fallo di Mirante. Parroni su Liotti, può partire Liotti, porta la palla sul destro. Ora il controllo e lo slalom del numero 10 della Roma Calcio a 8, va a giocare su Seferi. Seferi riesce a ottenere una rimessa con le mani. Andrà Oliva, giocare proprio su Seferi, che chiuso spalle alla porta, riesce a metterla comunque sulla tre quarti per Parroni, il pressing di Baldassarre e poi Primavera. Pisapia in avanti verso Succi, ancora Succi, fallo di Limardi, calcio di punizione per la Roma, battuto velocemente da Pisapia su Succi, però non riesce a controllarla bene, regala una rimessa laterale a Codignoli che va a lungo su Mirante, poi regala da Parroni. Ancora il gioco della Roma Calcio 8 con Seferi sulla destra, scivola ma si rialza subito e guadagna anche una rimessa laterale. Oliva sul numero 10 Liotti. Liotti si gira, cerca di prendere il fondo, cerca di guadagnare un calcio d'angolo, non ci riesce, arriva anche il duplice fischio dell'arbitri. Pronto a riprendere il secondo tempo. Possesso che questa volta è nei piedi del Testaccio, con il numero 14 che va a giocare in avanti, è recuperata da Liotti. Ancora Liotti, sfera verso Succi. Liotti si allunga sulla sinistra, Liotti prova a entrare nell'area di rigore, è chiuso da Limardi che può ripartire in contropiede, poi di altezza, palla lunga a cercare il numero 10, il neoentrato Alessio Starace, però la palla è troppo lunga e termina in rimessa dal fondo per Goletti che va a giocare su Oliva, lancio lunghissimo su Succi, c'è poi Seferi, ancora Seferi con il mancino a giocare verso Liotti, prova un dribbling per liberarsi e trova anche Oliva, ancora Succi, Succi porta la sfera sul sinistro, poi non si capisce con Liotti e palla che termina in rimessa laterale per il Testaccio. Ora Luziatelli che va a giocare su Mirante. Mirante ancora porta la sfera sul mancino e gioca su Codignoli. Codignoli salta un uomo, prova a servire Starace, c'è stata una deviazione in calcio d'angolo. Però c'è e seguire gli uomini, segui sempre, sì, sì. No, però comunque segui pure quando fai la ripresa. Aspetta. Calcio d'angolo battuto al centro, troppo lungo, però c'è la testa di Mirante che la rimette in mezzo, poi Oliva. Sarà ancora Alessio Starace a battere questo calcio d'angolo, battuto corto. Oliva poi la mette fuori. Quando segui, guarda nello schermo, non fare a occhio, perché sennò ti perdi i pezzi del campo. Vai. Goletti su Limardi che torna verso Luziatelli. Codignoli davanti, cercare il neoentrato Giuliani, però non riesce a controllare la sfera e poi è Liotti su Parroni. Ancora Parroni che va in avanti, è costretto a fermarsi ma vede Oliva sulla destra, il cross in mezzo a cercare Seferi. Limardi che riesce a difendere molto bene e far ripartire il Testaccio che guadagna una rimessa con le mani di cui si incaricherà lo stesso 23 Limardi su Codignoli. Prova il tiro, Mirante ribattuto, poi la sfera che rimane lì, arriva Codignoli con il destro, però la mette comunque fuori.
una bellissima conclusione. Ci ripensi. Goletti su Oliva. Oliva non vede gli uomini in movimento, è costretto a rigiocare su Goletti che poi va in avanti lo scambio e riesce comunque alla fine Oliva a riprendere il pallone. Succi riesce a portarsi via il pallone, a saltare Codignoli, poi esagera e riesce a recuperarla comunque Mirante. Ancora Mirante può ripartire a giocare sulla sinistra verso Perucca, ma c'è Seferi che parte in contropiede. Ancora Seferi, salta un uomo Seferi, entra in area di rigore, la palla in mezzo di Seferi a cercare Liotti ed è il 2-1 per la Roma calcio a 8. Ma che giocata di Seferi! Sempre un partirà subito Giuliani che tirerà in porta, ribattuto dai piedi di Seferi. Ora Goletti lunghissimo, partita che sta comunque rispettando le aspettative. Un bellissimo 2-1 finora a chiudere magistralmente questa quinta giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Ora Codignoli cerca spazio, il numero 7 del Testaccio trova Starace, poi c'è Giuliani che prova a girarsi, riesce a girarsi, cerca anche una conclusione, ribattuto da Primavera, e palla che poi torna nei piedi di Mirante. Ora Mirante si porta la palla sul mancino, cerca la conclusione, va giù Goletti, poi nella ribattuta ancora Goletti che riesce a parare la conclusione di testa di Giuliani. Il pressing Mirante su Parroni, per un attimo riesce a recuperare il pallone, ma poi c'è Pisapia che vede Seferi, passaggio fuori misura, come è fuori misura il colpo di testa di Perucca. Seferi di tacco a giocare verso il numero 5 Paoli. Non serviva, non era fatta la prendere. Codignoli in avanti verso Giuliani, palla ribattuta dalla difesa in rimessa laterale. Non è che è uscito anche dal campo, ma è stato ripreso e sarà a giocare Perucca con le mani verso Luziatelli. Prendi il pallone. In avanti. Ora Pisapia. Primavera, ancora Pisapia. Parroni. Palla lunghissima. Limardi con le mani verso Perucca, che è solo. Perucca porta la sfera sul destro, salta Parroni. Perucca, che conclusione di Perucca, ma ottima la risposta di Goletti. Sarà Starace, battere basso su Codignoli, palla che termina alta di pochissimo, non c'è stata deviazione, anzi sì, calcio d'angolo. Ci ha messo ancora una volta le mani l'estremo difensore della Roma. In mezzo verso Mirante che in mezza rovesciata. Starace, poi il recupero da parte di Paoli che va a giocare su Seferi, che parte in velocità. Seferi è chiuso con un fallo. Lo so. No, è sbagliatissimo. Assolutamente. Si chiariscono. Mirante che va a calmare Seferi. Questa devi prendere dalla palla
proprio, poi devi salire sicuramente, perché No, o vabbè. crossa o la passa occhio, perché c'è Paoli che è completamente solo, quindi così è fatto. Ma Parroni, proprio su Paoli, sulla destra, che si gira, cerca il cross e poi Codignoli, ma la palla che è tornata sugli Iotti, conclusione, deviata in calcio d'angolo. Sarà Seferi ad andare a servire Succi. Succi, il tiro di Succi, un colpo di biliardo di Succi che la mette nell'angolino basso e fa 3-1 per la Roma Calcio a 8. Quindi dopo il 3-1 è il Testaccio con la palla centrata, la conclusione di Giuliani che però è finita fuori. Quindi si riprenderà con Goletti. Seferi che chiede il pallone, infatti è Goletti che lo va a servire a Seferi, se la fa scivolare sul destro, prova a partire, vince un rimpallo Seferi, cerca ora spazio per girarsi, riesce a girarsi in un fazzoletto ed è chiuso anche con un fallo. Punizione di cui si incaricherà la battuta Parroni, che Seferi per un momento ha sistemato il pallone e poi l'ha lasciato al suo compagno per sistemarsi all'incirca sulla tre quarti e anche solo. Andrà Parroni, c'è un uomo che va a chiudere proprio su Seferi, Parroni è costretto a metterla al centro, c'è il colpo di testa a mettere fuori, poi la palla che rimane lì, Liotti prova il numero per girarsi o per servire comunque Succi, non ci riesce perché c'è il recupero difensivo del Testaccio. Codignoli, il pressing su Nuziatelli che va a servire in avanti T6, che alza la testa e va su Giuliani. Ancora Giuliani messo giù con un fallo di Liotti, punizione per il Testaccio. Calcio di punizione di cui si incaricherà lo stesso Giuliani davanti alla panchina. Va Giuliani con il destro, il rasoterra è il palo di Giuliani, che occasione per il Testaccio, ma c'è il contropiede di Seferi, il tiro ribattuto da Perucca e quindi il Testaccio che rirecupera la sfera con T6 che va a giocare su Limardi. Codignoli in avanti, il tocco di T6, ancora Limardi alza la testa, non c'è però nessuno in area di rigore e palla che sfila fuori. Che occasione nei piedi di Giuliani per riaprire il match, portare solo a una le distanze di i gol di svantaggio. Invece sfortunato che ha colpito solo un palo. Ora Parroni prova a prendersi il fallo, non ci riesce, c'è rimessa laterale, battuta velocemente su T6 verso Codignoli in area di rigore, ancora il Testaccio e ancora Goletti ad andare giù e a farla sua. Che occasione ancora una volta, e ora Parroni che può partire, palla al piede, va con il destro, tiro smorzato dal piede di T6 e poi riparte Limardi sulla destra. Si accende il match perché il Testaccio è obbligato ora a cercare il gol. Ora Liotti, Succi, Parroni, c'è libero Paoli che parte e gioca su Succi, palla ribattuta e ora è Perucca di testa. Rimessa con le mani per Paoli, va a giocare su Succi, è chiuso da Perucca, poi Starace che non può ripartire anche perché è chiuso con un fallo, punizione per il Testaccio. Codignoli batte su il numero 6 di 6, Codignoli di 6, alza la testa, va a lungo, cercare Limardi che non ci arriva di testa, palla che termina fuori.
Goletti, lunghissimo, dove però c'è T6 che di testa sbaglia l'appoggio verso Limardi, la recupera Liotti, prova a servire Seferi, Perucca fa buona guardia e serve Giuliani, Codignoli, chiuso da dietro senza fallo da Liotti, Parroni, Succi, in movimento in area Succi prova a puntare l'uomo, va a servire Liotti che va con il destro, si distende però la fa sua, parata comunque facile per l'estremo difensore del Testaccio, ancora è costretto a retrocedere, a giocare è il numero 14 Luziatelli che gioca su Codignoli, in avanti verso T6, non riesce a controllarla, la porta via Liotti che va a giocare su Seferi che punta ancora una volta all'uomo, si porta la palla sulla destra, il tiro ribattuto da Perucca in calcio d'angolo. Chiamano uno schema i giocatori della Roma, la palla è bassa al centro verso Succi, però c'è T6 che riesce a farla sua e a giocare su Baldassarre che prova a partire di potenza su Parroni, ma Parroni è più furbo, mette il piede e serve il suo portiere che lancia a lungo proprio su Succi. Molti confusionari, molti lanci lunghi delle due squadre. T6, Limardi, Testaccio che sta attaccando a testa bassa alla ricerca del gol del 3-2 che non riesce ad arrivare. Liotti, Succi parte e serve ancora sulla sinistra Liotti che è chiuso ancora una volta, anzi no, era il numero 6 Pisapia, va a giocare su Seferi che la mette giù, Seferi serve Pisapia, ancora Seferi verso lo Succi, la palla che è una via di mezzo ed è recuperata da Starace che può partire in contropiede, rientra Parroni, gli sporca il pallone quanto basta, ma comunque T6 a farla sua e a giocare ancora una volta su Alessio Starace che va con il destro, centrale facile per Goletti, farla sua e far ripartire ora la trama offensiva della Roma Calcio a 8. Parroni rischia con il passaggio sul pressing di T6, ma comunque Paoli a giocare, a servire Liotti che alza la testa, molti movimenti in avanti da Roma Calcio a 8, ancora Liotti prova a partire e va a giocare ancora su Parroni che alza la testa quando siamo giunti al 14esimo circa di questa ripresa, ancora Succi su Paoli va in avanti a cercare Seferi, ancora Seferi con il suo solito gioco a rientrare, ancora Seferi entra in area di rigore, non riesce a saltare l'uomo che recupera la sfera, Luzzatelli che può partire giocando su Giuliani, c'è T6 con il destro, vede Baldassare che è libero, la riserva a T6, Starace completamente dimenticato dalla difesa della Roma, Starace con la conclusione a giro che termina però fuori. Un altro time out chiamato questa volta dalla panchina della Roma. Riparte il match con Goletti che va a giocare su Paoli. Passaggio sbagliato di Paoli, recupera quindi la sfera il Testaccio con Mirante che parte, Paoli scivolata, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia bianca, quindi è rimessa laterale per Mirante su T6, ancora Mirante a spazio, Mirante per il mancino. Tiro con un discreto effetto che però termina fuori. In avanti Goletti, recuperata da Limardi che va a giocare su Baldassare, ancora ora è T6. Prova con il tac a cercare Baldassare, ma c'è stato il recupero di Succi in copertura che riesce anche a guadagnare una rimessa con le mani. Giocare sarà Oliva tenta una conclusione, palla che termina largamente a lato. Perucca su Limardi, ancora Limardi, T6 Limardi
il palleggio. Tutti e 8 gli uomini della Roma sono dietro la linea del pallone. Mirante prova a partire, Mirante non ha spazio. Ottimo il pressing di Obargui che riesce a recuperare la palla servendola a Succi. T6 verso Mirante, ancora Mirante, il rientro da dietro del numero 11 che concede una rimessa con le mani ad Alessio Starace. Giocare su T6, ancora Starace. La testa Starace mette in area di rigore verso Giuliani, prova il tacco per riservirlo, non ci riesce perché c'è un'ottima chiusura di Oliva. Ora la Roma è poi partire il rischio e il fallo commesso da Obargui, calcio di punizione per il Testaccio. Sarà punizione, magari questa volta riandrà ancora Giuliani dopo il palo colpito precedentemente. C'è anche comunque con il mancino il numero 8 Mirante. Due uomini, 3 uomini in barriera per Goletti. Parte proprio Giuliani, colpisce in pieno la barriera, ma la sfera che rimane buona per Starace, che guadagna comunque un calcio d'angolo sulle deviazioni di Primavera. Cross in mezzo, cerca il velo Baldassarre, dove però c'è solo Parroni che può ripartire. È un 4 contro 4. Parroni che va a giocare sul numero 11 Obargui, ancora Parroni, ancora Obargui, recuperata la sfera da Perucca che va a servire poi Limardi. T6 alza la testa, vede sulla destra, è completamente solo Baldassarre, ha spazio per rientrare Baldassarre e servire Mirante. Ancora Mirante che punta Parroni, però non riesce a superarlo e recupera la sfera Succi. Ancora Succi con il destro, Succi, palla che termina fuori. L'occasione, la Roma calcia 8, di mettere la parola a fine a questa partita. Rimane comunque aperta perché il Testaccio ci sta provando anche con un pizzico di sfortuna. T6 Giuliani, Limardi, T6 in avanti, c'è la chiusura, ma ancora T6 su Limardi, Limardi si accentra, chiusi tutti gli spazi di passaggio per il Testaccio. Roma che si sta difendendo comunque molto bene. Giuliani accelera, Giuliani cerca il cross, poi va a cercare ancora di recuperare il pallone, non ci riesce. Poi il pressing su Oliva permette il recupero della sfera. T6 il tiro, la sfera rimane lì su Baldassarre che non riesce a girarsi per la scivolata decisiva di Paolini a disturbarlo. Poi Paolini scalcia via, palla che termina in rimessa con le mani, battuta su T6. Ora T6 prova il destro T6, palla che termina alta. Palla lunghissima di Goletti su Seferi che la mette giù. Fallo di Limardi, punizione. Calcio di punizione per la Roma, calcio a 8. Sulla sfera Parroni ed Oliva, due uomini in barriera per Pro. Rimane solo Parroni. Passa leggermente. Sì. Va a Parroni con il destro, palla che termina altissima. Giocare lunghissimo, il pressing che permette solo una rimessa laterale al Testaccio nelle mani di Limardi verso Perucca. Va a giocare su Mirante. Mirante non riesce a partire, poi riesce soltanto due uomini a servire anche T6 che lascia sfilare per Limardi. Il passaggio di ritorno sbagliato che permette il recupero di sfera di Obargui.
che poi sbaglia il passaggio e la consegna a Baldassare, che a testa bassa prova a partire in avanti e va a giocare su Starace. Starace punta l'uomo, non riesce a superare però Liotti, che appoggia a Seferi. Passaggio di ritorno verso Liotti, che prende il fondo e crossa al centro. Perucca fa buona guardia e va a giocare su Tisei. Baldassarre, ancora a Baldassare con il mancino, ribattuto da Primavera. Poi la palla che termina sui piedi di Mirante, che la riappoggia a Baldassare, che prova ancora il cross e ancora una volta è chiuso da un provvidenziale Primavera. Calcio d'angolo per il Testaccio, ma con il mancino Baldassare in mezzo ci mette il piede Primavera. Mirante riesce a superare Liotti e con un po' di fortuna riesce a mantenere anche il pallone, e poi viene messo giù fallosamente, punizione per il Testaccio. Calcio di punizione, va Mirante con il mancino, rischia la papera il portiere Goletti dopo una prestazione superba, ma comunque calcio d'angolo. Starace verso Giuliani che si coordina, palla che però termina altissima. Ormai quasi nulle le speranze di recuperare questa partita per il Testaccio. Lancio lungo, finisce qui il match, vince la Roma Calcio 8 per 3-1 grazie a un superlativo Goletti e un tanto superlativo Seferi.